Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Splende il sole su Friuli Venezia Giulia. Per fortuna, dopo tanti giorni di pioggia, è una bella domenica di sole, anche piuttosto mite. Insomma, dai, speriamo bene. Guardiamo con positività questa domenica che ci avvicina al Santo Natale. E infatti, vedo già l'albero di Natale vicino a Barcola, là dietro il presidente Micheli. Buongiorno, presidente. Ciao, Ciao a Alessandro. tutti, sì. Mentre vedo una super location per il vicepresidente della federazione basket regionale, Tita Peresson. Tita, mamma mia, guarda che squarci di grande arte nel tuo muro. Ciao. È una casa un po' troppo piena, dicono i miei figli. Complimenti a tua figlia per il grande campionato che stanno facendo con la Delser di Udine, prima in classifica e vittoriosa ieri sera. E ultimo ma primo, il nostro grande presidente regionale del CONI, l'ingegner Brandolin. Ciao Press, tu sei la tua solita location, con che tuta oggi? L'ho messa ieri e oggi, non la volevo mettere, solo la metto perché sto bene. È la tuta della rappresentativa dell'Olympic Team di Rio de Janeiro del 2016, del CONI. Tutto qua. Qua c'è il CONI, come vedete, qua c'è orgogliosamente. E c'è lo sponsor là, però. E fai il testimone. Puttanando il CONI dappertutto, io la porto. Non l'ho mai messa, la porto proprio perché ci tengo a quanto importante sia il CONI. Io guarda, ho atteggiamento simile. Quando perdo è il momento in cui spingo più forte per i miei colori. Mi sembra un atteggiamento giusto. Senti Presidente, prima di buttarci sull'attualità, mi commenti, ti piace qui di Pirlo? All'improvviso è il vostro nuovo maestro sul serio? Allora guarda, io avevo un grande allenatore a Ronchi quando ero presidente e anche quando ero giocatore, si chiamava Gigi Bonazza, il quale aveva in un anno in un campionato nostro dilettanti 4 attaccanti bravi. E un giorno mi disse: li metto tutti 4 e vinciamo 4-0 perché sicuramente tutti dovranno correre dietro a questi 4. Abbiamo perso 4-0. Io ho fatto giocare con 2 attaccanti, 3 mediani e 3 terzini e la Juve è forte perché davanti a 2 che fa 2 gol come minimo ogni partita. Beh, questa dei 4 attaccanti non è beccato 4 banane, non è male. Senti, No, Press, è così, bisogna avere equilibrio nella squadra, non si può giocare con 5 punte, no? Kulusevski, Chiesa, Quadrado, tutti dentro. tutti là. Te c'ha Balini anche dal Crotone, evidente. Senti, prima di parlare di attualità, questa settimana è una settimana molto importante. Abbiamo Tita non a caso per quanto riguarda anche il mondo basket, settimana in cui la regione, il CONI, le federazioni hanno dato una mano vera, concreta, e si è concretizzato un grande aiuto per le piccole società e anche per quelle medio-grandi, ma insomma per il mondo dello sport. Prima però, tu da grande juventino e da grande nazionale, ti chiederei, l'hanno fatto tutti, ormai ho visto anche un grande show mediatico come spesso succede, ti chiederei però un ricordo, un pezzo della nostra vita, perché io adoro il ballon da sempre, adoro il ballon un po' di più dal 1982 quando Paolo Rossi ci fece innamorare. Un tuo piccolo pensiero, ci tengo. Ma diciamo ha rappresentato un mondo del calcio che ovviamente non esiste più e che penso in un periodo anche abbastanza delicato per la nostra società, per la nostra Italia, è stato un momento unificatore nel nostro paese attraverso quella bella nazionale, se vi ricordate, partita con grandi insulti, demonizzato dopo 3 partite, che invece ci ha fatto gioire in maniera incredibile grazie ai gol proprio di Paolo Rossi. Da quello che ho capito, io l'ho incontrato una volta sola, c'era grande disponibilità in questo uomo, in questo ragazzo, c'era molta grande semplicità e ti devo dire la verità che è stato un colpo a ciel sereno perché penso pochissimi sapessero della sua malattia e mi dispiace molto. È un pezzo d'Italia, è un pezzo anche un po' mio, insomma, di calcio che non c'è più e che se ne va insieme a Bearzot, insieme ad altri che già se ne sono andati. È vero, salutiamo Antonio e Luca, buona domenica a tutti. Allora, Press, andiamo di attualità, vai. È stata una settimana importante, dici tu perché. Raccontaci, facci un po' lo stato dell'arte, riassumici un po' quella che è la situazione al momento. Allora, diciamo, dal punto di vista nazionale sono stati emanati 5 decreti attuativi della riforma fatta nell'agosto del 2019, decreti attuativi che non sono ancora attuativi fortunatamente perché
perché devono passare nella conferenza Stato-Regione, cosa che non è ancora avvenuto, e devono poi passare anche in Parlamento. Detto questo, che è un qualcosa di importante, perché come ben sapete lì ci sta dentro anche tutto un contrasto tra il governo, il ministro Spadafora, che Dio l'abbia in gloria, e il CIO, con tutte le conseguenze che sappiamo. Detto questo, di positivo ci sono stati i contributi alle società a livello nazionale dilettantistiche date dal Dipartimento Sport e diciamo presso la Presidenza del Consiglio. Abbiamo dato noi come Regione già dati, consegnati 250.000 euro a 25 società cosiddetti di prima serie dilettantistiche, e poi abbiamo distribuito 85.000 euro a 100 società per il cosiddetto talento sportivo. Con Peresson e Micheli, che sono qui, sanno che stiamo distribuendo la prima tranche dei 4 milioni per la sanificazione delle nostre palestre. C'è un po' di problematicità ovviamente, perché rispetto a quanto avevamo previsto di impegno delle nostre società nel fare la sanificazione, nelle palestre scolastiche o ad uso scolastico ci sono molte di meno, perché la pallacanestro in particolare, ma anche la pallavolo e qualche altra disciplina, ha bloccato anche gli allenamenti, come ben sapete. Quindi però entro Natale credo che riusciremo a distribuire circa 900.000 euro anche per queste società. Non sono tante, non sono poche, ma mi sembra abbastanza soldi. Infine l'assessore Bini ha trovato altri 2.700.000 euro che verranno distribuiti. Hanno fatto domanda entro l'altro lunedì in regione, altri questi soldi alle nostre società sportive a risarcimento, a ristoro, come si dice adesso, di sta benedetta pandemia. Se vi ricordate, prima erano stati ammessi soltanto società che avevano o che hanno un codice Ateco, oppure altre di 5 sole federazioni. Abbiamo messo tutti, e quindi di questo devo ringraziare ovviamente la regione, perché se metti 4 milioni più questi 3 più i 385 che vi ho detto prima, insomma cominciano ad essere tanti soldi per le nostre società sportive. Mi dispiace invece un'altra cosa, lo devo dire con franchezza, l'aveva detto Micheli l'ultima volta che sono venuto: la Guardia di Finanza sta indagando a livello nazionale sui contributi dati a pioggia, sui famosi 800 euro, 1000 euro dati alla cazzo di cane, perché bisogna dire questo come bisogna dirlo, va bene? Certo. Sia cani e porci che si sono inventati collaborazione con società sportive e quant'altro. E mi dispiace, perché questo era abbastanza, se volete dopo vi spiego, era abbastanza, come dire, prevedibile. Era scontato. Era scontato che questo succedeva. Eccolo qua, scattano i controlli sul bonus famoso sportivo. Michele lo aveva già annunciato un mese fa. Io l'avevo detto fin dall'inizio e avevo avvisato coloro i quali mi chiedevano: faccio domanda, gli ho detto non sta a fare domanda, perché è un trabocchetto. Se volete dopo ve lo spiego. Alessandro, grazie Prego. Presidente, hai fatto un grande cappello introduttivo su tutti gli argomenti, ce ne sono tanti. Soldi mi hai chiesto, io ti ho spiegato. Certo, beh, questo è l'argomento di oggi, no Alessandro? Mi sembra l'argomento della settimana, soprattutto questo. Sì, diciamo non solo, ce ne sono tanti, in effetti. Partiamo da quello che precedentemente diceva Giorgio, e cioè dire proprio dal discorso dei contributi, no? Dei contributi delle famose 800 euro. È vero che è stato ampliato, no? A novembre e poi a dicembre dal Dipartimento dello Sport. In realtà vi devo dire che chi per primo ha fatto le domande a novembre, che quindi non aveva o diritto, comunque non aveva fatto la prima domanda, devo dirvi che quelle domande sono ferme lì, sono ancora in lavorazione, perché si sentono. Lo stesso ministro Spadafora ha detto che in effetti quelle domande sono bloccate e si cercherà di sbloccarle. Questo vuol dire
poco potrebbe vuol dire tanto. Il discorso che oggi probabilmente non si sono fatti probabilmente i conti giusti anche. E anche per questo, guarda caso, la Guardia di Finanza comincia a controllare e ad andare, no, a verificare quali siano i contributi veramente che erano dovuti e quali invece no. Poi è stata una settimana di continua verifica, parlo non tanto, anche se ci siamo sentiti e scambiati così delle opinioni, delle idee, c'è stato un continuo collegamento tra il CONI e le federazioni nazionali, perché voi sapete che c'è stato il grossissimo problema che con l'ultimo DPCM comunque tutte le società, diciamo, per esempio per quanto riguarda il discorso della pallavolo, ma il basket purtroppo era fermo già da prima, diciamo che quella parola preeminente ha causato, e non solo quella, ha causato un blocco che non voglio dire se sia corretto o meno, comunque le federazioni si sono giustamente adeguate dell'attività sportiva, di quelle che fino a poco tempo, diciamo alla settimana prima, potevano proseguire. Sì. Il problema è che alla fine, diciamo fino all'altro ieri, quando ci sono state delle pressioni non fortissime da parte del presidente Cattaneo, da Petrucci, sul discorso degli enti di promozione, diciamo ok, va bene, ci fermiamo, noi prendiamo atto, però come mai gli enti di promozione diventano tutti e fanno tutti i campionati nazionali e possono andare avanti? Ecco, questa io so che lunedì, forse Giorgio ne saprà qualcosa di più, io so che lunedì pomeriggio ci sarà una riunione proprio tra Malagò e Pierro per risolvere questo problema. Fatto sta che dal sito del CONI, no, tra l'altro è cambiata anche dall'ultimo DPCM il ruolo del CONI, perché è diventato anche un ente che verifica e controlla quelle che sono le manifestazioni a livello nazionale che possono andare avanti. E quindi diciamo che a questo punto, dicevo dall'altro ieri, da ieri sono sparite quelle che prima sembravano delle manifestazioni di carattere nazionale degli enti di promozione. Non desidero entrare in polemica con nessuno, però ci fermiamo tutti, cioè, volevo dire, non va bene. Sì. No, certo, dopo ti chiedo un'opinione, chiaramente Presidente Brandolin, perché mi sembra uno delle tante contraddizioni di questo periodo, che è un grande caos, no? Cioè, non voglio dire un casino per parlare in lingua diretta come hai fatto tu prima, però insomma mi sembrano un po' delle contraddizioni in essere. Prima volevo coinvolgere anche Tita. Ciao Tita, vicepresidente della federazione regionale. Tita, sei stato molto attivo in questi giorni, non è un caso che sei qui con noi, insomma sei attivo in comitato regionale da Mo', tutta la gestione di questo gruppo con Giovanni Dami presidente, ma tu chiaramente sei l'istituzione del basket pordenonese. Prima il presidente Brandolini ha fatto una dettagliata analisi di quelle che sono le novità per quanto riguarda i contributi. Devo dire che la regione sta facendo molto bene, insomma, bravi voi, da Brandolino a tutti voi, ma credo che le società regionali debbano dirvi grazie. E ogni tanto va anche fatto, vuol dire, no? Beh, ma è stato un grande lavoro dietro. Adesso dicevamo ogni tanto, facevamo degli spoiler alle società per avvisarli di questa cosa, perché io continuo a ripetere a tutti, questo è un problema sì che abbiamo adesso, ma neanche tanto, perché le palestre sono chiuse, avremo nel prossimo futuro, ma avremo anche per lungo tempo, perché è classico dell'Italia, le disgrazie hanno portato alle grandi leggi, d'accordo, di sociali, salvaguardia, protezione civile, dal terremoto del Friuli, la prevenzione incendi al CIMER Statuto di Torino, l'incendio. Pertanto anche questo rimarrà nel tempo, non magari le temperature, le mascherine, però la prassi di sanificazione, igienizzare i luoghi dove si fa sport rimarranno nel tempo.
E pertanto questo importo, questa legge regionale è molto avanti perché vede questa necessità. È stato un lavoro lungo, abbiamo iniziato, siamo state chiamate noi federazioni dal CONI per far parte di questo gruppo di studio da settembre, grazie al grande lavoro che ha fatto l'ufficio del CONI, raccolti i dati che abbiamo fatto noi federazioni, abbiamo censito qualcosa come 343 palestre in regione, e 2700 circa turni di allenamento. Grandi numeri di cui sì, si sapeva l'esistenza, ma non c'era un catasto codificato di queste realtà. Adesso sappiamo tutto, sappiamo dove sono, sappiamo chi li utilizza, sappiamo tutto di chi li utilizza, sappiamo il numero di tesserati, sappiamo le dimensioni. Questo ha permesso di comporre uno studio che adesso è uno strumento che con l'aprire e chiudere palestre, con l'attività che va avanti, d'accordo, permetterà di suddividere. Adesso ci rimane solo poi di dare una mano alle società. Noi come federazione iniziamo già dalla prossima settimana facendo degli incontri provinciali, come dando indicazioni. Poi ogni società è responsabile di cosa riuscirà a fare con la sua imprenditoria, però delle indicazioni su macchinari, su tecnologie da poter diventare questi importi che sono importanti, d'accordo, come un qualcosa che rimanga fisso, che rimanga strumentale in una palestra, come lo è l'impianto antincendio, come è il defibrillatore. Certo. Ci saranno anche queste apparecchiature e questi importi lo permettano, e una volta tanto invertiremo il rapporto con le amministrazioni pubbliche, dove di solito siamo noi società a chiedere con la mano un aiuto, eccetera. In questo caso saremo noi ad aiutare, rendendo sanificate, rendendo sicure le palestre e accentuando ancora di più questo che io trovo importantissimo ruolo che abbiamo noi società, che abbiamo noi sport, d'accordo, e che ahimè non sappiamo vendere bene, dico sempre, di luogo sicuro, dove possono i giovani, le persone, anche gli anziani, eccetera, perché è un luogo sicuro, perché siamo stati i primi ad adottare protocolli, macchinari, eccetera. Tutto vero. E io sono commosso quando vedo ragazzine di 12 anni che entrano, sembrano dei cardiochirurghi in sala operatoria, e si trattano le mani, si provano temperatura, consegnano la certificazione, disinfettano le suole delle scarpe, disinfettano il pallone, con una prassi che non esiste in nessun luogo di lavoro, o pochissimi, cioè, e sono bambine di 11, 12, 15 anni, d'accordo, che in genere sono additate come l'anarchia, d'accordo. Allora, devo dire veramente, avendola vissuta, complimenti per il lavoro che ti hai fatto e che stai facendo, ma lo dico sempre, ma non perché qui c'è Brandolin, Michelli, Peresson. Questa regione deve essere orgogliosa dei suoi dirigenti sportivi che fanno e non parlano, è il contrario. Quindi questi sono dei gesti importanti che danno lustro al vostro lavoro, alla nostra attività, e sono un raggio di sole come oggi la nostra domenica verso un futuro che ci auguriamo chiaramente torni quello che noi ci auguriamo più presto possibile, pieno di gioia, di felicità, di positività, di sport, come hai detto tu, Titta. Presidente, io vorrei che tu commentassi sia quanto ha detto Michelli che quanto ha detto Peresson. Per quanto riguarda il rapporto con gli enti sportivi di promozione, mi sembra una grande contraddizione. Io condivido quanto ha detto Alessandro, che vedo rabbuiato, non mi piace, ti voglio vedere sorridere, Ale, e poi volevo che tu commentassi anche il messaggio che ci ha dato Titta. Allora, intanto saluto Titta, che ho conosciuto bene in queste ultime settimane, in questo mese, e non lo conoscevo, oltre che un dirigente sportivo, un bravo geometra, ma anche un matematico. È già un grande rompibae, capite? Questo è il problema. Allora, stavo arrivando lì, mi hai tolto la parola, la mattina. Scusami. Comunque, ho inventato perfino un algoritmo in Friuli Giulia per spartirsi i soldi, poi non so, a un certo punto l'ho anche perso come ragionamento, però insomma è una persona che ho imparato a stimare per
perché i ragionamenti che ha fatto ultimi, quello dell'utilizzare questa nostra prima esperienza come un'esperienza pilota per sanificare e per garantire l'utilizzo in sicurezza delle nostre palestre, dei nostri campi, è un qualcosa che io avevo sottovalutato e che invece è importante e che resterà proprio così nella storia anche del nostro piccolo grande movimento. Ritorno a Micheli. Nel secondo di PCM, quello dei primi di novembre, e non, rispetto a quello di fine ottobre, dove si parlava di competizione di livello regionale, se vi ricordate, nazionale e internazionale, ed era lasciato alle federazioni la scelta, la definizione, la scelta di queste competizioni. Con quello del 3 la scelta è stata lasciata al CONI, ma come vi ricordate, l'ho detto proprio qui, il CONI si è un po' lavato le mani, non ha fatto altro che prendere l'elenco delle federazioni, degli enti di promozione e delle discipline associate e metterle sul suo sito, e quindi adesso si è accorto, e mi fa piacere che lo faccia, ho letto che ha cancellato ovviamente le manifestazioni degli enti di promozione, perché eravamo arrivati all'assurdo, lo ha scritto il vostro presidente Petrucci ancora l'8 di novembre, insomma lui aveva bloccato tutte le attività della Serie C in giù e gli enti di promozione addirittura utilizzavano gli arbitri della FIP per fare attività amatoriale, e quindi questo era uno scandalo. Mi fa piacere che il CONI abbia bloccato l'attività degli enti surrettizia degli enti di promozione, che ricordo, l'ho già detto pubblicamente, l'ho detto qui, mi sembra non tutti, alcuni a livello nazionale, non tanto che a livello regionale, diciamo sono gli ispiratori di tante idee che io non condivido del ministro innominato di cui parlavo prima. E quindi bene ha fatto Malagò a bloccare queste competizioni, andare da De Piero lunedì, martedì avremo il Consiglio nazionale. Vi posso dire che a fine novembre, l'ultimo consiglio a cui ho partecipato, il presidente Petrucci aveva già denunciato questa situazione, che poi si è concretizzata appena adesso. Se dobbiamo essere seri tutti. Ma certo. Facciamo parte di un unico ambiente. È inutile che vi dico la polemica anche a livello regionale che ho subito o abbiamo subito anche in queste ultime settimane. Io credo che dobbiamo essere seri, molto seri, perché non si scherza con questa pandemia. Ritornando invece a Peresson, mi piace ricordare che ad esempio in questa, proprio l'altra settimana, abbiamo consegnato come comitato regionale, grazie ai nostri rappresentanti dell'impiantistica sportiva, un ulteriore aggiornamento del censimento degli impianti sportivi che avete fatto vedere prima, e la regione adesso è in grado, paese per paese, sono 213 nella nostra regione, grazie al nostro lavoro, di sapere quanti sono le società, quante sono le palestre, i campi, la grandezza, le dimensioni, addirittura i lavori che dovrebbero essere fatti per metterle a norma. Quindi abbiamo finalmente costruito, come dire, veramente un censimento, un pacchetto di informazioni, una database su cui poter. Ho letto con grande soddisfazione che la Regione mette a disposizione circa 300 miliardi di investimenti in varie strutture, credo sarà anche nell'impiantistica sportiva. Bene, adesso abbiamo la possibilità di distribuire i soldi secondo criteri oggettivi e non agli amici degli amici, e questo grazie a dirigenti come quelli che abbiamo qui insieme, siamo con te Mica Alice, e grazie anche ai tecnici del CONI che hanno fatto questo grandissimo lavoro. Io ringrazio anche l'ANCI, ringrazio i comuni e i tecnici dei comuni e i sindaci che ci hanno dato questa possibilità. Ma adesso la Regione ha tutti gli strumenti in mano per dare i soldi là dove c'è la necessità. Non so se mi sono spiegato. No, avete colto da un dramma un'opportunità, secondo me. È una grande opportunità, è qualcosa di serio, che al contrario di bonus Spadafora, in Friuli, Venezia Giulia, i soldi li diamo,
e Peresson lo sa e Micheli lo sa, in particolare questo della sanificazione, con serietà e secondo dei criteri oggettivi e non agli amici degli amici. Sono criteri insindacabili, insindacabili, oggettivi, fatti su dati, migliaia di dati che, come ha ricordato Peresson, in questi mesi siamo riusciti ad avere. Grazie a tutti e questo sono molto orgoglioso. Vabbè, devi esserlo come capo dello sport regionale. Alessandro, come siamo nella pallavolo? Tanto salutiamo Massimiliano Ianello, Peresson, proprio vero, Atlete si comporta in maniera esemplare e lo abbiamo detto sempre. Salutiamo tutti gli amici che si stanno scrivendo e ci augurano buona domenica. Ale, perché sei ombroso? Sbaglio? A vederti un po'. Forse perché sono in controluce, allora si vede. Ti vedo già meglio adesso, dai. Albero di Natale, dai. A Trieste poi siete sempre meravigliosi, no? Siete l'emblema della gioia. No, diciamo che se rispondo alla tua domanda, non è una settimana facile. Immagino. Obiettivamente. Perché lo ha detto anche un po' Tita prima. Cioè, vedi, da una parte noi siamo quelli che accettiamo e che seguiamo le regole. Quelle che ci vengono date da sportivi, noi le seguiamo. Dall'altra parte, e io sinceramente l'ho scritto e l'ho mandato anche così alla mia federazione, dico, cerchiamo di tenere un contatto, un dialogo serrato con il CONI e soprattutto col Dipartimento dello Sport. Perché se è vero che in quest'ultimo periodo, con l'ultimo DPCM, con il discorso delle varie decolorazioni delle regioni, giuste o sbagliate che siano, attenzione, perché forse certe non lo sono proprio così azzeccate, però con il discorso che perché oggi il maglio arancione tu oggi, scusa, perché il maglio arancione è una provocazione la tua? No, è un perché caso. Di solito perché di solito il tuo maglione domenicale scusa se ti ho interrotto, vai, ok. No, non voleva esserlo, ecco, assolutamente. Perché parla di colori non azzeccati, immaginavo tu magari potessi riferirti anche a noi, non lo so. Forse una settimana in più, ma cioè, non mi permetto, volevo dire, di entrare, diciamo. Però se i ristoranti cominciano a riaprire, ma ben venga. Se i bar ricominciano a riaprire, se ci sono i centri commerciali che comunque durante la settimana sono aperti, se ci sono i negozi dove seppur noi siamo bravi perché mandiamo un numero contingentato di persone, ma secondo voi, e qua lancio anche una domanda, comunque, così cosa ne pensano anche gli altri, ma secondo voi, noi che abbiamo avuto come sport ulteriori restrizioni da questo ultimo DPCM, ma li meritiamo veramente? Cioè, siamo noi a dover essere lasciati a casa, parlo dei tanti bambini, ragazzini che non possono fare nulla di attività, ma come diceva Tita prima, no? Che fanno tutto questo e che le società stanno facendo tutto questo. Ecco, e questo è il grosso problema, è quello che le società oggi, devo dire, si adeguano, seguono le direttive, ma non comprendono. E qua io, che sono uomo di federazione, che quindi devo far seguire le regole, rispettare, certo. Devo prendere anche una parte di risentimento, una parte di commenti anche negativi sul discorso di quanto è avvenuto dall'ultimo DPCM e quanto ne è conseguito. Tita, a te la prosecuzione e dopo il Presidente il problema di base che io dico sempre a tutte le nostre associazioni è che, l'ho già detto prima, noi non sappiamo vendere quello che facciamo
io sono dentro questo mondo, lo dico con malcelato orgoglio, perché sono un po' un panda viola, nel senso che quando mi confronto nei nostri consigli con i presidenti di società, parlo con giocatori, ex giocatori, arbitri che ho ammirato sui campi. Io alzo la manina e dico: io arrivo agli spalti, perché arrivai 20 anni fa seguendo i miei figli, e poi facendomi sempre i miei problemi degli altri, mi tirai su le maniche, pian pianino, d'accordo, entrai in questo mondo. Però una cosa che ho capito subito, che noi in questa situazione non siamo il problema, siamo la soluzione, d'accordo? Ma non sappiamo vendere questo, perché chi non è sportivo, chi non ha i figli che ha sport, chi non ha un background, la nostra attività viene vista come i giocatori di biliardino nei bar, ludicità. In realtà, io sono Tempo rimasto, perso. sì, io sono rimasto nel mondo dello sport con una voglia incredibile, proprio per quello che lo sport ha dato ai miei figli nella vita, d'accordo, facendone delle belle persone, solidificandosi. E pertanto, dato che penso che tutti devono tornare al destino quello che gli è stato donato, cerco di fare per chi in questo momento, dove famiglia, potremmo scrivere tutte noi società dei libri sulle situazioni che veniamo a toccare con mano. Siamo un po' come i preti che poi vengono a conoscere quello che sta sotto la facciata. La scuola, ahimè, ha tanti di quei problemi. Noi svolgiamo un ruolo fondamentale, non ne fa la partitella under 13, 18, Serie D, Serie C, ma nell'educazione dei ragazzi. Perché diamo regole, dobbiamo farle rispettare e costituiamo, divertendosi, un appuntamento per questi ragazzi nella loro vita che in questo momento manca. Perché diceva Battisti, può uno scoglio arginare il mare? Bene, possono far rinunciare alle palestre, d'accordo? Cosa fanno i ragazzi? Vivono in delle celle conventuali? No, sono in giro, che sono ragazzi, è la loro vita, lo siamo stati tutti, d'accordo? Facendo le cose più incredibili e negative in questo momento. E noi che abbiamo fatto regole, protocolli di 20 pagine, macchinari, spese, eccetera, siamo chiusi. Ma questa è per nostra incapacità di vendere quello che noi facciamo. Perché io per primo siamo talmente convinti, d'accordo, che tutti capiscano che seguire i figli degli altri, educarli, eccetera, sia una cosa di volontariato dei più belli, d'accordo, che non ci curiamo a vendere mediaticamente l'importanza di quello che facciamo e pertanto siamo chiusi, d'accordo? Aspettando, abbiamo fatto in forma incredibile, d'accordo, tentativi di allenamenti all'aperto finché non è arrivata la neve e avanti, e conserverò nel telefonino a lungo i messaggi delle famiglie quando io comunicai che le palestre purtroppo erano chiuse in base ai DPM con scritto ma e dove mandiamo i nostri figli? Questo era l'unico posto sicuro, d'accordo? 40-50 messaggi in tal senso. Pertanto è quello che diceva anche purtroppo siamo quello diceva anche Alessandro, sì. Siamo vittime carnefici della nostra carnefici. Beh, ci hai lasciato un po' di Lucio Battisti, una perla, vittime carnefici, una perla. Presidente, mi commenti entrambi? Cioè, sono due modi diversi di dire un po' la stessa cosa, credo, alla fine. Ma tu però sei il papà di tutti noi e quindi ti chiedo la sintesi. Purtroppo sono anche vecchio. Prossimo anno faccio 40 anni di dirigente sportivo. 40 anni, Ho cominciato a 29 anni a fare il presidente del Rompicalcio. Per capirsi come ho vissuto questa trasformazione del mondo dello sport incredibile. Non sappiamo vendersi, questo è vero. Rispondo subito a Tita. Sono straconvinto. Io per primo non so vendermi. Ormai conta andare su Facebook a dire monate. Ormai conta andare su Instagram a dire mandare fotografie e stupidaggini del genere.
ottenere i risultati che vi ho detto prima dei soldi che ci ha dato la Regione, che io ho voluto espressamente venissero erogati entro Natale, perché altrimenti si andava a marzo alle calende greche, rompendo le scatole, per non dire altre parolacce, a tutti i miei dipendenti e anche ai dipendenti della Regione, va bene? Per poter avere questi soldi, perché sono andati da Trieste a Roma, da Roma sono tornati al CONI di Trieste e hanno fatto i bonifici, per capirsi che è una cosa molto complicata, perché siamo sottoposti al controllo della Corte dei Conti e non solo, spietato in questi ultimi anni, quindi dobbiamo stare molto attenti. E quindi siamo impegnati a costruire le cose e a non venderle, e questa è una caratteristica un po' di quasi tutti noi, a meno di quelli vecchi. Adesso probabilmente i giovani sono più capaci di me di vendere anche ciò che non fanno, ma e questo è vero, e questo è vero. Ritornando invece al discorso della pandemia, l'ho già detto qua tantissime, due o tre volte, insomma è inutile che mi ripeta. Noi dovevamo dare un esempio di serietà, lo abbiamo dato in parte, perché quando il governo, lavandosi le mani, non ha avuto il coraggio di chiudere il mondo dello sport non professionistico e ha lasciato prima le federazioni, come spiegato prima, poi al CONI, che ha scaricato sulle federazioni e adesso scarica gli enti di promozione, eccetera, non abbiamo avuto il coraggio di dire le cose come stanno. Secondo me, quello che doveva essere nel DPCM, che era quello, come dire, per non fare la terza ondata, per non aumentare la seconda, evitiamo qualsiasi tipo di attività, se non per attività di grande livello. I professionisti, i nostri atleti che si devono preparare per le Olimpiadi piuttosto che per i campionati, e invece abbiamo visto che anche nel nostro mondo, in particolare a livello nazionale, ci sono stati furbi e furbetti. Okay? Classico, perché hanno dato a noi la responsabilità di definire queste competizioni, ed è successo quello che abbiamo visto in questa ultima settimana, per cui chi seriamente ha chiuso i campionati pallavolo e pallacanestro l'ha preso in quel posto, perché i bambini, i ragazzi, gli adulti soprattutto, sono andati a fare attività con gli enti di promozione. Punto. E questo è l'Italia della non serietà, perché io credevo e credo ancora che, voglio dire, siamo sì noi un'agenzia formativa, gli ho sempre detto, ma la prima che deve essere aperta sempre è la scuola. Certo. E quindi vedere i ragazzi a casa di scuola, hai capito? Mi sembrava una cosa che non sta né in cielo né in terra. E tutto questo perché non abbiamo corriere? Perché non abbiamo autobus? Perché non siamo capaci di organizzarsi? E qua non voglio fare politica, mi verrebbe da dire ore di insulti a chi ha questa responsabilità. Detto questo, noi diciamo abbiamo fatto, come dire, questa volta, al contrario della primavera, parlo del Friuli Venezia Giulia, non un discorso unitario. Ci sono stati, lì sono presenti, alcuni amici che hanno sposato la mia idea di qualche mese fa, non dell'altro ieri, di dare un segnale come movimento sportivo, altri invece sono andati avanti per conto suo. Cosa volete che vi dica? Adesso siamo qua sperando che questa pandemia, come dire, insomma, in qualche maniera diminuisca, che soprattutto i morti diminuiscano, perché abbiamo tanti morti in Friuli Venezia Giulia, non come in primavera, va bene? E tanti infettati ogni giorno, non come in primavera. Ancora oggi 800 ieri e 30 morti. Friuli Venezia Giulia. Quindi, va detto presto, va detto che rispetto alla prima ondata, io devo dire che non conoscevo, io la prima ondata non conoscevo nessuno che fosse malato. Invece questo giro qua, io ho tanti amici che sono colpiti. Però nessuno si ricorda che una settimana prima del lockdown totale italiano, Federica, anzi 10 giorni prima, aveva chiuso le scuole. E io avevo invitato tutti a chiudere l'attività sportiva, vi ricordate? Forse quei 10 giorni hanno aiutato, dico forse, non lo so. Dopo invece sono nate tante cose, i protocolli,
abbiamo cominciato a conoscere questa maledetta pandemia, prima non si sapeva neanche da dove partire, giusto? Vi ricordate? Mascherine, no? Sì, sì. Circa. Ecco, per cui adesso siamo in uno stato, come posso dire, di conoscenza molto più elevato, e quindi anche come movimento sportivo abbiamo fatto cose enormi. Diceva Tita, i protocolli, le robe, insomma, abbiamo fatto delle cose molto molto importanti che potrebbero permetterci di ripartire in sicurezza. Sì. Vediamo adesso che cosa succede in un prossimo DPCM. Io credo che a gennaio, insomma, si ripartirà se anche durante le feste natalizie saremo stati, parlo in generale, ovviamente, capaci di avere dei comportamenti adeguati, ecco, perché è inutile che ce ne ammeniamo, insomma, no? Ecco, anche da lì dipende. Certo, io ricordo solo, finisco adesso, io sto diventando sempre più filo tedesco, forse perché ho un bisnonno austriaco, però mi sono emozionato a vedere la Merkel che emozionata ha deciso di chiudere tutto per Natale, però ha deciso e si fa. Da noi abbiamo deciso e si cambia, punto. Ogni giorno succede una nuova. E mi fermo qui. Non dico dopo devo farti ancora un paio di domande provocatorie. Alessandro, tanti argomenti buttati sul tavolo, soprattutto però vorrei che tu, diceva adesso il Presidente Bradolin, ci auspichiamo dopo le feste, se saremo stati bravi, di ripartire con un minimo di attività normale, e questo è l'auspicio che ti fai anche tu come presidente del Federvolley, e questo è il messaggio che vuoi dare alle tue società anche tu? Non so se sono in grado di darlo. Sapete perché? Perché non è responsabilità nostra. Perché io sono convinto che se tutto... Io seguo quello che dice Giorgio, nel senso che siamo stati 3 federazioni che hanno seguito il messaggio di Giorgio. L'abbiamo preso, abbiamo detto alle nostre società: per favore, ci raccomandiamo a voi, cerchiamo di dare una mano in regione per fermare tutto. Risultato, noi 3 alla fine abbiamo avuto forse tanti apprezzamenti, tante società, ma vi posso dire anche tante critiche anche trasversali. E questo è il mondo dello sport che noi meritiamo dalla regione più sportiva d'Italia? Secondo me no. Lo dico in maniera molto forte, perché o siamo tutti uniti, soprattutto in una regione che non è tanto grande, perché non siamo l'Italia, siamo una regione. Famiglia. Noi siamo una grande famiglia, dai. Esatto. E ripeto, la regione, come si vanta giustamente Giorgio, la regione più sportiva d'Italia. Ma qua le pressioni sono state tante e diverse. E oggi, dopo che abbiamo fatto, guarda caso, dopo che abbiamo fatto tra l'altro questo appello seguito da tanti, quando si sperava e si diceva no, beh, magari pian piano, no, ricominciamo, è arrivato questa ulteriore restrizione. Quindi, come si dice, cornuti e mazziati alcuni, no? Perché siamo bloccati volontariamente e adesso comunque siamo bloccati. Allora, sinceramente, dopo tutte queste aperture che ci sono state nel mondo sociale, io non so, io auspichiamo, siamo i primi, ma io non so se veramente saremo in grado, come Stato, di riaprire tutto, o di riaprire gradatamente. Perché noi adesso, ok, quando nel momento stesso in cui dovessimo ricominciare, il 16, mettiamo il 16 di gennaio, primo, avremo le palestre? Punto di domanda. Ci daranno gli impianti di nuovo? E se sì, prima della metà di febbraio è impossibile ritornare, perché non possiamo andare a stoppando le attività in vari momenti, non possiamo non dare dei periodi di allenamento importante prima di riprendere una stagione che però sarà... l'importante è stare a tornare in campo intanto, credo, no? Poi dopo, se sia a metà febbraio alla fine, vabbè, ormai... Ma questo sicuro.
questo sicuro. Ci sono tanti messaggi per te qua, però Ale. Sabrina dice grazie Presidente, però ecco, ti dice Domenico, Presidente, un bel sorriso, vada oggi a vedersi la partita di volley, seguirai il suo consiglio? Guarda, Oh, oggi, ti vedo incacchiato oggi, ti vedo incacchiato. No, guarda, è stata una settimana, dove cioè io devo dire, ho penso passato l'80% del tempo sui problemi che abbiamo come federale. È che pochi sanno il lavoro che vi fate, quanta cioccolata mangiate voi presidenti, perché cioè, vuol dire, purtroppo siete finiti anche nel momento più sfigato della nostra storia, cioè veramente la vostra è la missione. A me non lo dico perché avete bisogno del mio supporto, ma perché è la verità, quindi immagino i massacri in cui con cui dovete condividere le vostre giornate. Tita, vale per te anche questo? Cioè, e poi soprattutto, com'è il mondo del basket? Alessandro diceva, sì, occhio febbraio, ma speriamo metà, non metà, dobbiamo fare allenare le nostre squadre, però sento è un po' incacchiato. Tu sei incacchiato o sei più positivo come Federbasket? Ma allora dividiamo, come dirigente sono incacchiato per tutti i motivi raccontati prima. Come Federbasket siamo lì a indicare l'arrivo del Messia e speriamo, poi sono un sognatore e se venissero considerate in maniera scientifica e giusta le cose, per esempio questo discorso di questi macchinari di cui potremmo dotare i nostri palazzetti, li rendiamo con l'aria purificata come a essere all'esterno, d'accordo? Cioè considerazioni che però l'altra parte del mio cervello dice non vengono tenute minimamente conto quando vengono fatti questi DPCM, perché è un cesto dove buttano dentro tutto senza una considerazione effettiva sulle realtà. Ahimè, mi fa essere di fondo un fondo di pessimismo, ce l'ho, d'accordo, dal discorso che anche qui, come si diceva prima, siamo ritenute tra le entità sacrificabili. Come in guerra vengono individuate le perdite che puoi avere, noi come attività. Ma non so, questa qua è una parte pessimista di fondo. Adesso tiro fuori quella positiva. La cosa positiva è quella che si renderanno conto che questo, che è stato abbastanza terribile nei 2 mesi di marzo, la chiusura per i ragazzi, bene, Natale adesso, a Natale ognuno a casa sua, eccetera. Poi dopo a gennaio, secondo me, i nodi vengono al pettine. Ma prima dello sport ci sarà la scuola che li farà venire al pettine, d'accordo? Pertanto ci sarà una serie di cose e adesso stiamo vivendo queste settimane con attendismo, d'accordo? È l'avvento, d'accordo? Stiamo attendendo. A gennaio poi delle decisioni dovranno essere prese. Non si può più rinviare, vuol dire, non può essere più rinviata e pertanto su questo o dentro o fuori, dici tu, a gennaio, o dentro o fuori. Sì, esatto, perché a quel punto lì sarà, se ci sarà sedimentata tutta quanto un lungo periodo di sosta e certo quanto verrà fatto pure un bilancio, d'accordo? Una cosa divertente che potrebbe fare lo sport, che pensavo, è quello proprio al nostro interno, visto che abbiamo fatto l'impossibile, che è questo censimento incredibile che abbiamo fatto nelle nostre strutture, manca un censimento della ricaduta del Covid nelle nostre società, in tutte le società. Nel periodo degli allenamenti, quanti sono stati gli infettati? Nel periodo di allenamenti, di non allenamenti, cioè vedere, ma lo sport fa veramente male? D'accordo. Cioè, questo è la risposta. No, dai, che male fa lo sport, dai. La provocazione di Tinta è Presidente Brandolini. Mettiamolo per iscritto, tiriamo giù dei numeri. I comportamenti sono sbagliati. Non è lo sport che fa male, anzi lo sport fa bene. Che fa bene come? Fa bene. Però voglio dire, i comportamenti non sono ottimali. Io vi porto 2 esempi, Tita, senza far nomi e cognomi. 20 giorni fa, un paesello del Friuli, campo illuminato di calcio,
partitella tra le varie mie società con pasta finale. È la pasta. Ok, basta questo? Ti basta questo? Okay. Basta questo? Pista di uno sport con bambinetti che fanno sport, fuori decine di mamme, papà, amanti e così via. Ti basta questo? Sì. Ecco, basta. Allora, il problema non è lo sport in quanto sport, perché sappiamo tutti che fa bene, tutte le cose che sappiamo, inutile che io ripeta, perché se sono ancora qua a quasi 70 anni a tormentarmi con lo sport, perché sono convinto che ha dei valori enormi, ha fatto bene per tantissime generazioni e continuerà a farli. Ma i comportamenti poi sulla base della nostra organizzazione non sono conseguenti a ciò che diciamo noi. Non so se mi sono spiegato. Sì, voi però guardi in televisione sì, ma non è Rossi così, e vedi la gente fuori, è uguale. Io no? Non sono d'accordo. Lo so, io non sono d'accordo. Su tutto. Di fronte a casa mia è una cosa vergognosa. No, sì, Giorgio, però io nessuno prende atto. Io capisco che ci sono delle problematiche e che sicuramente dei comportamenti anomali ci sono, però devo dire anche che tutto sommato le società, e qua spezzo due lance nei confronti delle società della mia federazione e della società delle società della Federbasket, sono società che seguono gli stessi protocolli, dove i ragazzi non vanno poi, volevo dire, a né mangiare la pasta asciutta, né i genitori sono chiamati a prendere i propri figli in maniera distanziata, uno alla volta, quando finiscono gli allenamenti. Quelli che controlla, Michele, ma chi controlla? Se ti ho detto questi due casi è perché li ho visti. Ma non dico di no, ma io non dico di no. Queste sono le mie società, queste sono le mie società in cui credevo e invece non ci credo in quelle. Sono altre, la maggioranza, che sono brave, ma non tutte. Ma Presidente, mi spieghi una cosa, a me ignorante, io apro il Messaggero e vedo sono le code sulle piste da sci, ma si può sciare o non si può sciare? Non ho mica capito. Ora Cervinia. Ma sono tutti atleti di interesse nazionale? No, te lo chiedo senza polemica, per capire, così parliamo anche di sci. La FISI non più tardi di 3 settimane fa aveva dichiarato che sono di livello nazionale anche gli over 60, gli over 40, gli over 50 che si preparano per i campionati. Cosa devo dirvi? Ripeto quello che vi ho detto prima. No. Cosa volete che vi dica? E questo il discorso. A causa di certi comportamenti poi paghiamo un po' tutti. Adesso saranno liberi tutti a gennaio e dopo vedremo cosa succede. Allora, siete d'accordo, Presidente, su quello che dice Tita, che gennaio è un crocevia per l'attività, cioè o si riparte o non si riparte? È un crocevia per la nostra economia, è un crocevia per la generazione di ragazzi che devono andare a scuola, non possono stare davanti al computer con la mamma che gli suggerisce le risposte. Succede così, è vero. Ma capiamo questo o no? Capiamo questo o no? Cioè devono andare a scuola, la società, la politica deve mettere i ragazzi nelle condizioni di andare a scuola, che a scuola anche lì è tutto sanificato, tutto perfetto, sti cazzo dei banchi con le rodelle, tutte ste robe qua, e poi si infettano nelle corriere. Ma sarà possibile organizzare un sistema pubblico di trasporto pubblico per poter garantire questi ragazzi che dai paesi vanno alle scuole superiori? Ma sarà possibile o non è possibile? Allora, non ci siamo ancora arrivati. Non è compito mio, non faccio più politica, ma insomma qualcuno si metterà la mano sulla coscienza, visto che abbiamo tutta responsabilità regionale sul trasporto pubblico, sugli enti locali, sapete questo, sulla sanità che non dipende dal governo. Sarà qualcuno che ci mette nelle condizioni di per questo, di andare da Talmasson, San Marignani a Udine in sicurezza. Alessandro, chiaro, il tuo concetto è molto chiaro. Alessandro, vuoi rispondere? Dopo risponde ad Alfonso, risponde Tita.
Ale, prima sfido chiunque a trovare un comportamento del genere di una società di volley in tutta la pandemia, dice Andrea, e raccogliamo anche il suo contributo. Salutiamo anche Alberto, ciao, un saluto, un abbraccio a tutta la famiglia Ramagli, grazie per i complimenti a vittoria di ieri, stiamo vedendo immagini adesso, il derby regionale, caro presidente Brandolin. Stefano Narduzzi, questo ve lo chiedete a te Alessandro, lui dice, quello che non è piaciuto da parte della FIPAV è che Cattaneo ha fatto una lettera al CONI, cioè inverte i fattori, ha fatto la lettera al CONI chiedendo la chiusura invece di chiedere l'apertura. Mi ha chiesto cioè, Petrucci questo. No, sì, tutti e due. Il Catania, allora l'avevo detto velocemente. Sì, è stato chiesto, ci sono state 2 lettere del presidente Cattaneo, la prima subito e una seconda che è stata, visto che non è arrivata una risposta immediata, è stata fatta un'altra lettera sia a Maragò che a Pierro. Sì. Volevo dire quello che ha detto Narduzzi. Allora, chiariamo, noi come federazione ci siamo dovuti adeguare a quello che erano delle normative che erano previste nell'ultimo DPCM. Cioè, giusto o sbagliato che sia, il discorso di preminente era qualcosa che non, tra virgolette, salvava più i campionati nazionali giovanili. Eravamo, lo sappiamo tutti, che eravamo già stati, uso il virgolettato, ripresi, perché avevamo voluto fare un salto, o meglio, avevamo voluto dare un senso più ampio a quella normativa. Siamo stati, come dire, ripresi, dove ho detto, ma siete proprio sicuri? Il discorso del preminente ha fatto sì che la federazione mandasse avanti solo i campionati di Serie A e di Serie B che erano già calendarizzati. Quello che dice Narduzzi, io lo capisco, il presidente Cattaneo continua a essere, e tutta la federazione continua a essere in continuo contatto, come Petrucci, con il CONI e con chi di dovere, quindi con il ministro, ma inutile dirci le cose, perché adesso sembriamo anche noi, vuol dire, cosa siamo le spie? No, perché Petrucci e Cattaneo hanno detto, scusate, ma se ci fate chiudere tutto, i ragazzi devono stare giustamente, come dite voi, a casa e poi fanno l'attività attraverso gli enti di promozione sportiva che, guarda caso, calendarizzano tutto come campionati nazionali. Questo è il senso. Ciao, sappiamo. È così. Comunque sì. E invece Tita, tu rispondi cortesemente ad Alfonso, magari chiediamo a Francesco. Hai letto la domanda? Sì. Vai. Ho avuto l'avventura negli ultimi 6 anni di vivere il mondo americano dello sport universitario tramite mia figlia e ho visto quanto sia diverso, con tutti i suoi difetti che c'ha la società americana, però lì lo sport è simbolo dell'università. Mi dica, alzi la mano il genitore che ha un figlio che fa sport, che non si è sentito mai dire neanche una volta, ma non è possibile andare bene a scuola e fare sport. Noi purtroppo anche come associazioni sportive viviamo questa corsa ad ostacoli, d'accordo? Quando invece personalmente ho sempre visto che le mie migliori giocatrici e giocatori, nella stragrande maggioranza dei casi, le eccezioni non fanno regola, d'accordo, sono dei bravi studenti, ma per un motivo semplicissimo, e lo sport ti abitua a dover fare quello che poi la vita ti insegna, incastrare gli impegni, famiglia, lavoro, studio, amici. Uno non può dire faccio solo una cosa, no, la vita è fatta di saper incastrare le robe e viverle tutte. Facendo sport, un ragazzino che sembra che il suo tempo sia infinito si trova a dover avere il tempo per lo sport, il tempo per studiare ed è ovvio che a scuola. Pertanto è vero, quello che dice l'intervento è vero, ci
c'è una sorta di guerra non combattuta, d'accordo, ma detta nei nostri confronti perché, ripeto, torniamo al discorso iniziale, e anche perché non sappiamo vendere il lavoro educativo che facciamo. Presidente Brandolin, rispondi tu ad Alberto Ramagli? Sì, ma cosa vuoi che ti dica? Questo dello scanner nelle scuole non lo so, penso le abbiano, ma insomma, se no gli daremo noi, che mi sono avanzati ancora un centinaio, visto che abbiamo distribuito, come ben vi ricordate, 2.800 o 3.000 scanner un mese fa, e non so quante mascherine. No, tanto per dire, insomma, che sono consapevole della necessità di avere determinati comportamenti. Parlare del mondo sportivo americano o anglosassone rispetto al nostro ci porterebbe, come posso dire, a star qua ore per ricordare come, ad esempio, faccio solo questo inciso, visto che sono vecchio e le cose le so, le ho vissute, la politica era distante dal mondo dello sport fino agli anni 80-90, il quale stava in piedi, se qualcuno si ricorda, coi soldi delle schedine. La politica non ha mai messo soldi per lo sport. La grande schedina, il Totocalcio era meraviglioso, Presidente. Il Totocalcio, la schedina, il Totocalcio, va bene? Tot soldi ogni lunedì mattina arrivava dentro il CONI, arrivava dentro il credito sportivo, che è la banca del CONI, e con quei soldi si sono fatti i palazzetti. Io penso, per dirti, i campi del ballon della mia provincia, tutto il discorso di Gorizia e di quella bellissima area che si chiama Campagnuzza. Ma con quali soldi pensate siano stati fatti? Coi soldi del governo, coi soldi del CONI, coi soldi delle schedine, e la politica per 50 anni se n'è fregata dello sport. Ok? E quindi finita la schedina, il CONI è andato a Remengo e si è fatta il cosiddetto, come si chiamava, adesso si chiama Sport e Salute, prima si chiamava CONI Servizi, dove è stato messo dentro tutto il patrimonio di proprietà del CONI per pagare il puff che il CONI aveva fatto non avendo più schede della schedina, va bene? Ed è stata fatta quella società in house che si chiamava CONI Servizi. 2 anni fa il signor Giorgetti ha fatto la riforma passando da CONI Servizi a Sport e Salute, ha tolto tutti i soldi al CONI, tutto il personale al CONI, perché questa è la verità, e adesso ha in mano tutta la politica. Auguri, tutto qua. Nel mondo anglosassone, che bello, che ricordi meravigliosi. È tutto differente, è tutto differente. Cioè è una storia completamente differente. Nei college, se tu sei bravo giocatore, entri dentro perché sei bravo giocatore, non perché hai la laurea in scienze politiche, in ingegneria, ma perché sei bravo giocatore. È giusto, Tita? Ecco, sì, è un mondo completamente differente. Il nostro mondo è stato dimenticato dal 45 in poi, e lo sapete anche perché, fino agli anni 90, dove c'è stato appunto la chiusura della schedina e la morte dell'autonomia del CONI e quindi dello sport. E poi insomma lo sport è completamente cambiato e sta cambiando. Adesso c'è la politica che è entrata, che dovrebbe governare. Auguri. Io lo sto denunciando da 2 anni, io che ho fatto 20 anni in politica, da 2 anni lo sto denunciando, nessuno si prende atto e buon fine. Cosa volete che vi dica? Sappiate che Maragò non ha un dipendente suo, soltanto uno c'è, il segretario generale. Per il resto non ha un dipendente. Non so se lo sapete. Ecco. No, non sapevo questo. Ecco, così è. Devo dire che è stato detronizzato di fatto? Sì, di fatto sì. Gli hanno tolto i soldi personali. Adesso voi sapete cosa vogliono fare del Foro Italico. Leggete, non so se avete letto il progetto di Sport e Salute. Sarà un luogo per tutti. Io che ho 70 anni andrò a fare la panza al sport al Foro Italico. Ma che me ne frega a me di andare fuori italico con i braghetti curte con la panza? Io devo far fare attività ai giovani. Quello è.
Quella è una cosa di prevenzione, dovrebbe essere il Ministero della Salute che fa quelle robe là, non il Ministero dello Sport. Questo, Dio l'abbia in gloria, quel benedetto innominabile ministro. Eccolo qua. Questo è il problema. I luoghi del genere, poi si invia il progetto pilota palestre a cielo aperto. Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa state dicendo? A gente di 60 anni, 65, 70 anni come me, lo faccio già da solo, me lo pago. Lì devo mandare i ragazzi, devo far fare attività ai ragazzi, alle ragazze. Questo devo fare. E devo aiutare quelle poche, tante società sportive che si fanno il culo così per fare questa attività. E non io mi gaso quando vedo così in forma, presidente, mi gasi un sacco. Ma perché sono stufo, no? Di vedere qua. Sono stufo, no? Sono stufo, si riempiono la bocca. Ma sì, ma è tutto giusto, per l'amor di Dio, è tutto giusto. Io cerco di camminare un'oretta almeno 3 volte alla settimana, ma è tutto giusto. Ma questa è prevenzione. Sport è un'altra roba. Lo sport, noi siamo un paese di sedentari. Alfonso dice Brandolin presidente per sempre. No, di pochi coglioni, scherzi sono. Vediamo se riusciamo, se i nostri ascoltatori a casa ci lasciano andare a mangiare, perché è più di un'ora che chiacchieriamo. Presidente, aspetta, non abbiamo finito ancora, facciamo un giro ancora, poi vi do il saluto a tutti quanti. Presidente Michelli, che settimana ci aspettiamo? E soprattutto, hai avuto news da Righi sul Comitato 4.0? Contributi, non contributi, il credito sportivo, sai che si è parlato di finanziamenti per società? C'è qualche news? A dire la verità, sinceramente, guarda, non so se ci siano novità all'orizzonte, non mi sembra che ci siano stati in quest'ultimo periodo. Penso che anche le società stanno, come diceva Righi nella trasmissione in cui è stato ospite, le società stanno arrivando a un momento decisivo per quanto riguarda l'autonomia di carattere finanziario, perché i primi mesi sono quelli un po' più semplici. Se chiaramente continua così e non arriva nulla per le società di vertice, in questo caso diventa problematico. Per tante consideriamo che il pubblico era comunque quasi come almeno uno, se non il principale sponsor, quindi le problematiche sono assolutamente serie. È una settimana, sarà un'ulteriore settimana di attesa, di lavoro, perché adesso stiamo rivedendo, lo rivedremo in consiglio in questa settimana, un po' come calendarizzare la ripartenza, dando per buona quella data del 16 di gennaio, quindi il piano B diventa un piano che sarà operativo. Ne dovremo preparare che è già in bozza un terzo, nel quale se si dovessero prospettare degli ulteriori ritardi. Devo dirvi che francamente abbiamo avuto delle aperture per quanto riguarda la linea del Consiglio federale per proseguire l'attività anche oltre il 30 giugno come data normale per chiudere la stagione. Sì, così come anche tutte le attività dei campionati nazionali giovanili verranno posticipate, e per noi, come dicevo, probabilmente avevo già annunciato, si sta valutando, pensando, sta diventando lo slittamento del trofeo delle regioni, che per noi è l'appuntamento giovanile più importante a settembre, ai primi di settembre. Questo permetterebbe di dilatare, di riuscire a fare l'attività che noi veramente ci auguriamo di poter fare, perché questa è la parte importante,
Sì, non voglio commentare questa slide perché volevo dire, bisogna parlare di, cioè, no? Sull'inefficienza, ecco, delle Sì, no, società. Va bene. avete già detto Lasciamo prima perdere. quello che Ecco, quindi avete detto prima. dare spazio, perché questo è il messaggio, dare spazio ai nostri ragazzi, nostre ragazze, i nostri piccoli, di giocare. E quindi sforiamo in estate, sforeremo in estate. Tita, poi dopo diamo chiusura col presidente Brandolini. Tita, che settimana sarà invece per il mondo del basket? Il mondo del basket che si è già riorganizzato con Petrucci rinominato presidente, voi come comitato regionale siete tutti confermati, no? Come va? Cioè, che settimana ci aspettiamo verso una... No. Noi, come ogni bravo esercito in tempo di pace, stiamo preparando tutti i piani di battaglia, perché il vicepresidente, che è il preziosissimo Beppe Monorchio, non io, perché Va ci bene, siamo ok. turnati Okay. e Una brava insieme persona, con isontina. esatto, un gruppetto di consiglieri stiamo preparando il piano A, piano B, piano C, d'accordo, per essere immediatamente pronti appena ci danno il via a poter coinvolgere le società su quelli che sono i scenari. Serve sforare, sforeremo. Ecco, c'è una cosa che questa brutta vicenda che stiamo vivendo ci deve insegnare. E conosco bene la FIP, pertanto alla fine tutte le cose erano diventate un po' come i riti della Chiesa, la messa intoccabile, delle regole che non erano toccate. No, ahimè, questa roba ci ha insegnato che dobbiamo essere elastici, dobbiamo adattarci alle situazioni. Il 30 giugno, vista come di ogni cosa, non esiste più, e si sforerà, le formule da seguire verranno cambiate, punto. Proveremo. Sì. Se vogliamo, Darwin diceva che le specie che riescono a sopravvivere sono quelle che sanno cambiare i propri comportamenti, le proprie caratteristiche. Bene, noi siamo gli stessi, vogliamo sopravvivere, dobbiamo modificare e adattarci a tutte le situazioni. L'importante è ricominciare, ritornare in palestra, ma soprattutto non per i nostri interessi, per gli interessi dei nostri ragazzi. Questa è la cosa più importante. È un filo che ci unisce tutti. Il presidente Alberto Ramagli chiedeva in photo finish se dal 16 gennaio potremo ritornare in palestra, allenarci con contatto, oppure sempre in ambito individuale. Puoi anticiparci qualcosa o è troppo presto ancora per dirlo? Cosa vuoi che ti dica? Ho letto adesso, vedendo qua sul mio quello che ti dice anche grande presidente, stamattina stai raccogliendo un sacco di... Ma perché ho avuto un momento che non devo avere istituzionale, purtroppo sono fatto così. Ero in campo anche così, o mia mamma così adesso è così, sono fatto così, non riesco, come dire, a essere sempre politico, ecco, per capirci, mi viene proprio ancora l'istinto. Poi adesso non ho niente da perdere, per cui posso dire tutto ciò che penso rispetto a queste porcherie che vengono fatte a Roma. Detto questo, quello che devo fare io in questa settimana è soprattutto portare a casa, non nella casa mia, ma nella casa delle nostre società sportive, tutti i soldi possibili e immaginabili che vi ho spiegato prima. Per gran parte abbiamo già detto, dobbiamo dare quella parte dei 4 milioni che riusciamo a distribuire, e Micheli e Peresson sa con quanta fatica. Questa è la prima cosa. La seconda, capire come va la finanziaria regionale o legge di bilancio che verrà discussa questa settimana nella nostra regione, perché lì potremo trovare delle risorse che nel tempo 2021 possono dare veramente ristoro con criteri oggettivi, come ho spiegato prima, nella nostra regione, senza aspettare Roma. Poi anche là, insomma,
vedremo se nel Recovery Fund ci saranno soldi per lo sport, visto che la schedina non esiste più, visto che il CONI soldi non ha più e pochi neanche, cioè pochi, ne ha ancora parecchi il credito sportivo. Questo è il lavoro che devo fare io prima di Natale, cercare di dare delle informazioni. Martedì vado nel Consiglio nazionale a Roma, parto alle 7:15 col treno e torno col treno che riparte alle 5:30 da Roma, proprio perché voglio essere presente e capire bene l'atmosfera qual è, anche rispetto a queste ultime lettere prese dei vostri presidenti e prese in posizione di Malagò. Per cui vi informerò, insomma, che cosa è nato in quell'ambiente. Mi auguro che la politica faccia una grandissima riflessione su cosa sta facendo, perché credo che la riforma, lo dico, e oggi ne abbiamo avuto anche conferma con i colleghi che ho qui in questa trasmissione, la riforma deve essere fatta con coloro i quali, come dire, hanno fatto e tenuto in piedi lo sport in 90 anni dopo la seconda guerra mondiale. Non può essere che il CONI e le federazioni vengano considerate alla stregua delle imprese che costruiscono gli strumenti per far palestra, Tecnogym e compagni. Ma sapete che succede anche questo? Spadafora con quello si confronta, che è un grandissimo imprenditore, che io ho un grande rispetto, ma chi rappresenta e ha tenuto in piedi il mondo dello sport? Sono le società sportive, che poi con la piramide che va su sono le federazioni, i presidenti e il CONI, e questi non vengono ascoltati e vengono scritte delle norme assolutamente inconcepibili. Sapete quello lo dico a tutti, quello del lavoratore sportivo, che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Se va avanti quella norma, Tita, lo sai cosa vuol dire? Vuol dire che accanto ai 5.000 euro che dai al tuo allenatore devi dare i contributi INPS e via avanti, il che vuol dire far morire le nostre società. È un altro colpo duro, sì, un altro colpo duro. Ma allora di questo dobbiamo, come dire, far forza anche sul territorio, affinché qualcuno a Roma ci ascolti, perché ce l'hanno con Malagò, va bene, ce l'avete con Malagò, ma le 100.000 società, quelli che hai lì sullo schermo, non sono mica tutti come Malagò, nel senso, no? Che siamo persone che abbiamo dato la nostra vita e il nostro tempo e lo continuiamo a dare. Qualcuno ci spiegherà poi un giorno, però poi cosa ha fatto Malagò per scatenare questa guerra, perché è una guerra. È una guerra e continua a esserci, e di fronte a questa pandemia, ma siamo fuori dei coppi, veramente siamo fuori coi coppi. Siamo fuori dei coppi, come si dice in bisiaccheria. Siamo fuori dei coppi, perché veramente, ecco, allora dimentichiamo tutto questo, andiamo avanti lo stesso, romperò le scatole a Tita e a Micheli e gli altri amici a gennaio per fare un punto della situazione sui 4 milioni, ok Tita? E vedremo dove siamo arrivati e da lì ripartiremo e dopo sarà quello che sarà. Cosa volete che vi dica? Grazie Presidente, come Spadafora essere tenuto in gloria, noi teniamo in gloria a te con la tua grinta, perché oggi ti voglio sempre così grintoso, combattivo, perché il movimento ha bisogno di un presidente così grintoso. Come Ale, ti voglio su qualche... Oggi cosa vai a vedere, Alessandro? Allora, segui qualche consiglio o stai a casa a vedere la televisione? C'è un sacco di sport. No, oggi devo dire che oggi non guardo sport, forse guarderò qualcosa più tardi. La televisione la guardiamo più tardi, magari quando c'è il volley di Serie A, che è la Superlega, e magari guarderò quello. Ecco, godiamoci almeno un po' d'aria quando si può. Bravo, una bella vita evitando assembramenti o code da questa parte, da una parte all'altra. Insomma, almeno cercando di prendere, dai, ne abbiamo prese di acqua questo periodo. Quindi... Oggi ci godiamo una bella giornata di sole. Tita, grazie, mi raccomando, ti aspettiamo ancora, sempre così attivo, sempre a favore della società, sempre a favore del movimento, con la tua sagacia, con la tua passione, con la tua arguzia, e mi raccomando, cura i tuoi muri dietro, perché mi fai sentire molto in colpa. Io qui c'ho solo foto di sport e di gente che si abbraccia, speriamo di tornare ad abbracciarci presto. Auguri a tutti.
Grazie Tita, buon lavoro a te. Presidente, viva, buona domenica a tutti. Con chi giocate oggi voi, Gobbi? Guarda, non cominciare a prendere in giro. No. Abbiamo 2 mesi fatto giocare il ragazzino, no? Lì, che si divertisse con 4-5 attaccanti. Adesso gli hanno detto fai così e è finita per tutti. Vabbè, te lo auguro. Grazie, buona domenica a tutti. Troppo gentili. Ciao, Batone, ciao, viva. Ciao.